come ho detto nella lettera pastorale che ho mandato a tutti, due sono i motivi per cui il Papa ci fa questo grande regalo, perché di un grande regalo si tratta dal momento che le richieste di viaggio per lui sono moltissime e il segno di questo grande regalo sta nel fatto che ha accettato di passare 2 giorni da noi, mentre normalmente i viaggi italiani durano un giorno. Ho identificato 2 elementi. Il primo elemento che è rivolto direttamente alla comunità cristiana, ma la comunità cristiana sono tutti battezzati, che da noi sono più del 90%, quindi non è per non sbattezzato, il battesimo non lo toglie nessuno. C'è qualcuno che scrive dicendoci che non vuole più essere qui dopo battezzato, e noi, rispettando la legge, mettiamo vicino il registro dei battesimi, registriamo questa sua domanda, ma il battesimo non se lo toglie. Quindi, e lì è la conferma della fede, che è la vocazione che Gesù ha assegnato a Pietro e ai suoi successori: quando ti sarai ravveduto, conferma i tuoi fratelli. E la conferma della fede che cos'è? Insomma, è aiutarci a fare spazio a Dio nella vita. Ma è Natale, insomma. Natale è Dio che si rende familiare. Però tutto questo, perché noi domandiamo la conferma della fede? Perché il Dio con noi rende la vita umana più degna, cioè la compie. È una pienezza di umanità. Per questo il Papa, la venuta del Papa, confermando i battezzati nella fede, in realtà offre a tutti, come infatti ho voluto un po' diciamo fuori dalla norma, indirizzare la lettera pastorale a tutti gli abitanti, oltre che ai fedeli, a tutti gli abitanti del nostro territorio, cioè indicando Gesù una pienezza di vita, vale la pena che tutti, anche coloro che non si dicono cristiani o che hanno di altre religioni, provino a confrontarsi con questa proposta. Per cui diciamo, la venuta del Papa sarà una grande occasione per tutta la nostra realtà, per tutta la nostra popolazione, a condizione, come stiamo facendo, come cerchiamo di fare, che ci prepariamo, cioè che non la viviamo come un happening, mi spiego. Ma infatti, come diocesi, stiamo cercando di diffondere le cose che il Papa dice. Il Papa fa, come voi registrate, parla molto spesso a tutti gli uomini e parla un linguaggio molto chiaro, molto accessibile a tutti, e certamente una dote particolare della sua personalità. Sa parlare in piccoli e grandi, insomma, tutto ciò che dice lo si può leggere a vari livelli. Quindi io credo che questo sia una grande carta per il Nord-Est e per il nuovo Nord-Est, perché noi vogliamo in questa occasione, partendo dalle nostre radici storiche, dalle 53 chiese nate da Aquileia, che non sono soltanto le chiese italiane, ma slovene, croate, dalla Bassa Austria, fino a una parte della vecchia Pannonia, che è dell'Ungheria, eccetera, eccetera. Ma vorremmo addirittura, adesso l'espressione è brutta, non si può usarla così, ma vorremmo addirittura cominciare a parlare di un nuovo Nord-Est, perché anche questa Europa non può essere concepita come concentrata in un vertice che si gioca tra le varie sedi politiche della Comunità Europea e dell'Unione Europea, ma deve ancora una volta nascere dal basso. Quindi Venezia, per la sua centralità geografica ma anche geoculturale, deve assumere una centralità geopolitica, cioè deve costruire un legame nuovo tra varie regioni che faccia da ponte tra l'Europa del Nord e il Mediterraneo. E noi vorremmo stiamo invitando tutte queste chiese, soprattutto al grande gesto della messa di San Giuliano, proprio per indicare anche qui una prospettiva di cammino futuro.